Sì, si apre una nuova sfida per noi, ma anche per il territorio, che deve condividere progetti e idee per poter sviluppare e quindi realizzare al meglio le nostre risorse che abbiamo disponibili. I temi cambiano, ma cambiano anche i territori. Il turismo ha già lavorato tanto, però in preparazione del turismo serve anche più collettività, più socialità, più condivisione e più sostenibilità, e quindi un lavoro sul territorio da condividere assieme. È ormai sempre più indispensabile fare sinergia, ma non solo tra di noi enti, ma soprattutto anche con la popolazione residente. È essenziale perché arriveranno molti turisti, saranno ricevuti non solo dagli enti preparati, ma saranno soprattutto ricevuti dal territorio e dalle persone che ci vivono, e quindi dobbiamo condividere con tutti queste possibilità. Allora, i temi prioritari della nuova programmazione saranno i servizi per la qualità della vita dei residenti e la valorizzazione dei prodotti tipici, le comunità e i sistemi locali del cibo. Qui una nuova programmazione che quindi punterà molto anche sulle imprese di servizi. Ci sarà anche la possibilità di dare dei premi per chi insedia un'attività, per chi apre una partita IVA con imprese di servizi. Ci sarà la possibilità di promuovere azioni di informazione e di promozione dei prodotti tipici e quindi indirettamente anche del territorio. Potremo poi fare anche molti progetti per la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale del nostro territorio, che ricordo è interamente UNESCO, perché il GAL ha 17 comuni in Sinistra Piave nel sito delle colline del Prosecco, di cui tutti i comuni della Corzon, eccetto San Pietro di Feletto, e 5 comuni del MAB Riserva Biosfera UNESCO in destra Piave. Beh, in realtà è il GAL che appoggia noi, perché il GAL è uno strumento molto prezioso, soprattutto per i comuni piccoli, medio-piccoli, per poter accedere a tutta una serie di finanziamenti, specie quelli europei che transitano tramite la Regione. Quindi si tratta adesso di mettere in piedi tutto un percorso per riavviare la programmazione per i prossimi anni e mettere in atto tutte quelle azioni che servono per fare progetti che poi portano soldi ai nostri territori e ci aiutano quindi a valorizzare i nostri prodotti, il nostro ambiente, il nostro territorio e il nostro paesaggio.